Ah, come si fa? Voglio, ma tutto a posto, ma ma tutto a posto, l'era pure recuperato, pizza. Cioè, boh. Io volessi capire come cacchio si fa? Come? C-O-M-E. Come? Pisa Milan 1-2. L'era pure recuperato Pisa. 1-1 l'era fatto, 70esimo quando era. Ah. Oh, va giù. C'è da fare pure complimenti al Milan, che ha un Modric che tenno 40 anni non dimostra 10, cioè ne dimostra 10, 11 Rudic quando stai non meglio meglio. Cioè, ma giù, ma tutto a posto, la melma nel panino. Ah. Oh, espulsione di... come si chiama la... quello francese, scemo, come si chiama? Adriano Rabiot, poi, se posso dire, vai giù, riguardante il gol del Pisa, poi mo parliamo pure del rigore sbagliato di Fulkrug, il rigore, il gol del Pisa era una mezza schifezza, quindi là non era calciatore Pisa che è diventato Messi a un certo punto, oppure che ne sai, a difesa che era un poco traballante, è stato colpa di Magnan. Magnan, miglior portiere della Serie A, ma stavolta ha sbagliato. Mi sento youtuber che dicono Magnan, che come è forte tu, quando pigli gol non è colpa sua. Questa qua, ok, io lo ammetto, ok? Lo giuro su chi volete voi, su questa tazza di caffè che non so che ci fa qua. Magnan è il portiere più forte della Serie A. Al momento, in quest'anno, però ne ha fatte di papere, sinceramente. Ma vabbè. Poi va giù. Rigore sbagliato da Fulkrug al 55esimo, che era? Sì, al 55esimo. Cioè, ha tirato purissimo una mezza schifezza. Mamma mia. Come si fa a tirare un rigore talmente è schifo? È schifo. È schifo. Di schifo. Impara a tirare i rigori, che se no fai la fine, cioè no, fai la fine, vai in Serie D se continui a tirare così. Ah boh, e ti hanno fatto pure una lezione e come si tira nel rigore. Ma vabbè. Ah, poi non voglio stressare, già sono stressato. Io vi saluto, vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con il canale WhatsApp, due canali WhatsApp che trovate in descrizione, The World of Football e il mondo del calcio. E vi ricordo che abbiamo pure la community di WhatsApp, sempre in descrizione. E andateci. E iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao,